spesse volte, e non negli ultimi decenni, si pensava che a suonare l'organetto diatonico fossero solo gli uomini. Questa è una sana, scusatemi, piccola bugia. Alessia Moro, dove sei? Vieni qua, non ti intervisto. Fatemi un applauso per Alessia. Perché Alessia è una ragazza, è anche molto giovane, però il complice ce l'ha e ce l'ha avuto in casa, si chiama Fabio, si chiama il fratello, perché il fratello suonava e lei gli rubava, lui faceva da complice involontario, gli rubava le note e si mette a suonare. Una bella passione, lei che arriva da Baunei, quindi siamo in Ogliastra, una subregione che ha regalato veramente tanti suonatori, tanti gruppi folk, quindi a onorare veramente la nostra isola non solo all'interno delle feste delle sagre di paese ma anche oltre il Tirreno. Per alcuni anni viene seguita dal maestro Giampaolo Melis, che incontreremo molto più tardi, invece in questi ultimi anni viene seguita dal maestro Roberto Fadda. A proposito di Roberto Fadda, il mio angelo custode stasera con il nostro service, da luci alle luci, suono e suoni, e facciamo un applauso a Roberto. Però il più bello glielo facciamo ad Alessia Moro, che si fa accompagnare da una coppia del gruppo folk Santa Marta di Talana, Said Zubrusciuto. Prego, fatemi un applauso a questi bellissimi abiti. Alessia è pronta, adesso ci farà capire anche quando il suono varia da paese a paese, da zona a zona della nostra isola. Ballu Puntau.
Alessia me lo sono